Hai degli esempi di produttori che hanno utilizzato i tuoi tappi, i vostri tappi? Me ne devi dire solo tre. Parto da un guru trentino che è Mario Poyer, che dopo studi eccetera e dopo anche problematiche che ha avuto nel passato, oggi sta utilizzando il tappo nostro. Un'altra cantina Arpepe che ha scelto di mettere sui suoi cru questo tappo perché ha visto che la giusta evoluzione era garantita solo tenendo sotto controllo l'ossigeno, e con questo si dimenticava tutte le problematiche. Questo è il primo Barolo che è stato chiuso al mondo con un tappo alternativo qualche anno fa, e questo, scusatemi, e questo è il fratello maggiore, dove quest'anno su un Barolo Reserva, un top di questa cantina, è stato deciso di abbandonare il tappo naturale per andare su questi tappi alternativi, il Reserva in questo caso, perché era l'unico tappo, secondo l'enologo e secondo la cantina, che garantiva la giusta evoluzione del vino. Hai dei numeri che possono indicarci più o meno in Italia quante cantine utilizzano questi tappi alternativi e soprattutto il confronto con i nostri amici d'Oltralpe e del mondo, dove sono molto più diffusi, se non sbaglio? Allora, se devo fare una statistica dei mercati nostri, noi abbiamo i primi 3 mercati al mondo che sono Stati Uniti e Francia, che se la giocano sempre un po' alla pari. Terzo mercato è il mercato italiano, che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni ed è oggi però il primo mercato per noi a livello di sostenibilità. Abbiamo visto che visivamente assomiglia tantissimo al tappo naturale, quindi preserviamo anche tutto ciò che riguarda un po' l'estetica e anche la gestualità che ne consegue nello stapparlo. Noi con il brevetto della coestrusione, che è un brevetto di Nomacork, oggi di V-Invention, siamo sempre riusciti a mantenere delle caratteristiche meccaniche per il tappo tali sì che la forza di estrazione sia sempre costante nel tempo. Non è un segreto che il consumatore mondiale è più donna che uomo, perché chi apre più bottiglie al mondo oggi è donna. Per questo motivo è un parametro che deve essere tenuto sempre sotto controllo, in modo tale che la bottiglia esposta a calore o freddo, frigo, debba mantenere sempre la stessa forza di estrazione. Poi hai fatto un commento sull'aspetto cosmetico di questo tappo, effettivamente è il grande passo. Abbiamo voluto fare un tappo più simile ai tappi tradizionali, non per copiarlo, ma per togliere qualsiasi eventuale paura del produttore di vino che il consumatore sia toccato da questa cosa. Questo perché effettivamente tu mi confermi che forse la remora più grossa che avete avuto nel passaggio dal tappo naturale al tappo sintetico è proprio questo romanticismo legato alla vecchia idea del tappo in sughero. Noi abbiamo anche investito a livello mondiale per capire se era veramente un problema. È una remora. È una remora senza addirittura una prova, perché abbiamo provato a far assaggiare i vini, aprire i vini a consumatori, blind test. Il consumatore mondiale non farà mai una scelta di acquisto di un vino a seconda del tappo. Se apre una bottiglia che ha un tappo non tradizionale, ma il vino soddisfa il palato di questo consumatore, ricomprerà immediatamente la sua bottiglia. In sostanza, quali sono i veri vantaggi nel passare al tappo alternativo? Li vorrei riassumere in breve: sostenibilità, diretta e indiretta. Diretta perché usiamo una chiusura sostenibile, indiretta perché non avremo più quelle difettosità che oggi si possono dividere in 2 grandi parti. Un terzo circa è ancora il TCA o deviazioni organolettiche dovute a cessioni da tappo. 2 terzi invece sono la disomogeneità, vini più ossidati o ridotti, quindi non come me li aspettavo, e disomogeneità. Queste sono le difettosità principali che stanno portando il mercato a cercare chiusure che diano garanzie migliori. Ci sono comunque dei disciplinari ancora tutt'oggi validi in Italia che impediscono l'utilizzo del tappo alternativo su alcuni vini? Sì, fortunatamente sono rimasti veramente pochi, perché dopo l'ultima revisione di tutti i disciplinari in molte zone è stato aperta l'utilizzo di altre chiusure, dal tappo a vite ma anche i tappi alternativi. Rimane qualche zoccolo duro, faccio un nome: Chianti Classico, il Brunello e Montalcino, che sono ancora chiusi. Ritengo che sia più ancora una chiusura politica, culturale, e non ci hanno ancora messo il naso. In quelle zone abbiamo anche dei bei clienti che hanno già sperimentato positivamente e penso ci daranno una mano ad aprire anche questi disciplinari.